Di nuovo buongiorno da Telefriuli, ben trovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Sono in risalita in Italia i numeri della pandemia e alcune regioni temono di tornare in zona gialla anti-Covid. Ieri a livello nazionale si sono registrati 13 nuovi decessi e il tasso di positività è salito all'1,2%. In Friuli Venezia Giulia le aziende sanitarie si preparano a spedire agli ultrasessantenni della regione che ancora non si sono vaccinati né prenotati una lettera per invitarli ad aderire alla campagna anti-Covid. Intanto nel nostro territorio la variante Delta è arrivata al 55%. Questo andamento della curva dell'epidemia era in qualche modo atteso, ha spiegato il ministro della Salute Roberto Speranza, confermando che la risalita dei contagi era prevista ed è in corso, ma con numeri più bassi del passato. A fronte di questa situazione il commissario all'emergenza Figliuolo punta proprio sui dubbiosi e sugli indecisi affinché si vaccinino e si raggiunga quanto prima l'immunità di gregge. Figliuolo fa sapere che il Paese è attrezzato per un'eventuale terza dose del vaccino. I numeri risultano in crescita in diversi paesi dell'Europa, con la Francia che si prepara a una nuova stretta. Macron chiede il Green Pass anche per entrare nei ristoranti e vuole l'obbligo di immunizzazione per il personale sanitario. Un ragazzo minorenne che ha preso parte a un campo estivo a Lignano è risultato positivo al Covid al rientro in casa in Liguria. Il tracciamento ha portato a individuare 145 persone, 7 di queste sono state poste in isolamento perché hanno avuto contatti più stretti con il contagiato e ora tutti eseguiranno un tampone. Saranno eseguiti nella giornata di oggi test Covid a 145 persone, tra i ragazzi partecipanti a un centro estivo e gli operatori entrati in contatto con un ragazzo risultato positivo al virus venerdì scorso dopo aver preso parte a un campus organizzato nel complesso del Bella Italia EFA Village a Lignano Sabbiadoro. Il giovane ha eseguito il test nella sua città di residenza in Liguria. È stato avviato subito il tracciamento, informata di conseguenza nella nostra regione l'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Sanitari e dirigenti hanno eseguito anche un sopralluogo nell'area del campo estivo. 7 minorenni sono stati posti in quarantena perché hanno avuto contatti diretti con il compagno contagiato. Parte di questi under 18 si trova ancora nella struttura di Lignano. Un primo tampone a tutte le 145 persone coinvolte è stato già fatto sempre domenica. Nessuno è risultato positivo, ma come da protocollo è necessario ripetere il test. Tutti i ragazzi provengono da Liguria e Puglia e con ogni probabilità otterranno l'autorizzazione dall'azienda sanitaria di riferimento per trascorrere la quarantena nelle proprie residenze. Si era fatto spedire dall'Olanda la cosiddetta droga dello stupro in 2 flaconi, una sostanza stupefacente che crea stordimento in chi l'assume e espone queste persone a vere e proprie violenze sessuali. L'uomo, 42 anni, residente in provincia di Udine, è stato arrestato dalla polizia. Un uomo di 42 anni residente in provincia di Udine è stato arrestato dal personale della squadra mobile della questura del capoluogo friulano perché trovato in possesso di un flacone della capacità di 1 litro contenente la cosiddetta droga dello stupro proveniente dall'Olanda. Le manete sono scattate lo scorso 9 luglio dopo che gli investigatori guidati dal vicequestore Massimiliano Ortolana si sono insospettiti dopo aver appreso dell'arrivo di un plico dall'estero diretto all'indirizzo dell'uomo già noto per altri reati. Si tratta tecnicamente di un solvente industriale vietato in Italia come in molti altri paesi. Può essere assimilato all'ecstasy liquida. L'indagine ha portato a sequestrare anche un flacone di dimensioni minori dove era contenuto un liquido simile e alcuni grammi di marijuana oltre a un bilancino di precisione. L'uomo è finito in carcere, il GIP ha convalidato l'arresto disponendone poi la scarcerazione. In questo momento il 42enne si trova agli arresti domiciliari. La droga dello stupro si chiama così perché elimina i freni inibitori delle vittime fino a farle arrivare allo stordimento, favorendo quindi una vera e propria violenza sessuale. In odore, in sapore, può essere mescolato con poche gocce in un normale drink, non viene percepito da chi lo ingerisce e la sostanza rischia così di rendere la persona facile preda dei malintenzionati.
Due meticci hanno accerchiato e azzannato un bulldog causandogli ferite e lacerazioni. L'aggressione è avvenuta ieri sera a Muggia, quando i due cani privi di museruola protettiva e di guinzaglio di sicurezza hanno improvvisamente assalito il cane di razza di una jesina di 27 anni a passeggio per il paese. Dopo gli accertamenti, la proprietaria dei meticci è stata sanzionata amministrativamente dal personale del reparto prevenzione crimine di Padova per omessa custodia e malgoverno di animali. Sono iniziate ieri le prove di carico per collaudare il nuovo cavalcavia che sovrasta la terza corsia della 4 tra Teglio e Fratta. Sull'impalcato sono stati fatti stazionare in fasi diverse alcuni camion carichi di ghiaia e con un peso maggiore rispetto alla media di ciò che andrà a sopportare l'intero manufatto una volta aperto al traffico. Il manufatto è uno dei 5 nuovi cavalcavia costruiti tra Alvisopoli e Portogruaro e una volta che saranno conclusi i test sarà il primo ad essere aperto al traffico con la conseguente demolizione del vecchio viadotto attualmente in uso. Dalle 22:30 di domani alle 5 di giovedì 15 luglio è in programma una delle ultime chiusure autostradali prima dell'esodo estivo. Verrà interdetta alla circolazione la rampa di collegamento tra la A28 e la A4 in direzione Venezia. Esiste una grande divisione tra politica e fede perché ormai troppe volte la politica ha perso di vista le ragioni della fede. Lo ha sottolineato ieri sera in Piazza Capitolo ad Aquileia il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin a margine delle celebrazioni dedicate alle solennità dei santi Ermacora e Fortunato, patroni della regione. Zanin si è espresso dopo aver assistito alla Lectio Magistralis sul tema Chiedete pace per Gerusalemme tenuta da Monsignor Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, per la prima volta ad Aquileia. Sua Beatitudine, l'appuntamento di oggi ad Aquileia ha un significato molto profondo, molto particolare, lo si vede anche dalle presenze delle persone. Sì, è molto confortante vedere questo interesse verso la Terra Santa, verso la città di Gerusalemme. Aquileia e Gerusalemme sono due città che si parlano, due città patriarcali con una storia importante. Aquileia è stata la porta attraverso la quale poi il cristianesimo è entrato in Europa. E mi piace dunque vedere questo collegamento che spero solo sia oggi l'inizio di un lungo rapporto che possa portare frutto ad entrambi. Molto profondo, che è andato alle radici del conflitto che c'è oggi a Gerusalemme tra le tre grandi religioni monoteiste e che il patriarca ha fatto risalire proprio a questa grande adesione in quei paesi tra politica e fede, che molte volte rischia di diventare integralismo e quindi scontro. E dalla nostra parte invece c'è una grande divisione tra la politica e la fede. Molte volte la politica ha perso le ragioni della fede e seguire quali sono le ragioni della fede. E credo che proprio nell'anniversario dei santi patroni del Friuli Venezia Giulia, Ermacora e Fortunato, dovremo invece ripercorrere quei valori umani, perché la religione non è solo fede in Dio o procedure o liturgie, è anche in qualche modo riscoprire e rifarsi ai valori umani, i valori della dignità della vita, la pace, il rispetto del prossimo. Ecco, e forse in queste zone, in questi territori, in questa Italia, ma anche nella nostra regione, recuperare una maggiore sintonia con questi valori umani sarebbe, credo, ecco, un servizio non solo alla politica ma all'intera comunità regionale. Cala dell'80% la produzione di pesche, nettarine e albicocche in quella che è la capitale friulana di questi frutti, vale a dire il territorio di Fiumicello, a causa della gelata di inizio aprile. Il segno meno è forte, ma ormai è da 4 anni che i conti sono in passivo a causa prima della grandine e poi dei danni causati dalla cimice. Si punta quindi sulla diversificazione delle colture. Quarto anno consecutivo con segno negativo per le pesche, le nettarine e le albicocche di Fiumicello, la capitale di questo tipo di frutti in Friuli Venezia Giulia. A pochi giorni dalla fiera e mercato che si svolge tradizionalmente da decenni nel paese della Bassa Friulana, i numeri non sono incoraggianti.
meno 80% di produzione, spiega l'agricoltore Carlo Feresin. 4 anni fa la peggiore grandinata mai registrata, poi la cimice, una sorta di piccolo recupero lo scorso anno e quest'anno la gelata del 7 e 8 aprile che ha ridotto drasticamente la produzione. Poco si è salvato grazie alle azioni antibrina. Si va verso una riconversione per avere prodotto fresco perché la richiesta di frutta è molto elevata. Si punta quindi su angurie e melone che danno buoni risultati dopo una serie di 6-7 trapianti e sulla fragola che è stata destagionalizzata e quindi raccolta da primavera e fino a novembre perché è fatta crescere in serra. Feresin, per diversificare la produzione della pesca, ha recuperato, grazie a un progetto CREA di Roma, delle vecchie specie autoctone in un campo catalogo per poi creare nuove varietà più resistenti e facilmente commercializzabili per pezzatura e conservazione. Il convegno di quest'anno verte sulla biosostenibilità. Torniamo all'Europeo vinto dagli azzurri di Mancini. La serata di domenica è stata magica non solo per questa vittoria ma a Cormons anche per Bruno Pizzul e per le 700 persone che hanno affollato la piazza in occasione della cena in rosa, una serata dopo l'arrivo del Giro d'Italia Donne dedicata appunto alla visione della partita che ha permesso a Chiarelli di sentire per la prima volta Bruno Pizzul poter urlare la parola campioni dopo una lunga carriera di telecronache, di partite della nazionale. Un momento davvero emozionante, sentiamo un estratto di quella che è stata la sua cronaca, le fasi conclusive. Io non sono portato a fare le celebrazioni enfatiche, però in questo caso davvero è il momento di urlare: siamo campioni d'Europa! Se mi consentite, ruberò le parole a un collega inglese che quando l'Inghilterra vinse l'unica cosa che ha vinto, cioè il campionato del mondo, e resta ancora l'unica cosa, lui ebbe delle espressioni però che mi colpirono molto. Disse: questi ragazzi noi aspettavamo che giocassero bene, che rendessero l'onore alla nostra nazione, che conquistassero la vittoria nel campionato del mondo, e chiuse con un icastico "they did". Lo hanno fatto e per noi l'hanno fatto i nostri ragazzi. Bravo Bruno! Bravo Bruno! No, Bruno! 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 Grazie per aver seguito il nostro telegiornale. Tra poco vi ricordo l'appuntamento con A Voi la Linea. Arrivederci.